Io abitavo a Lanzago e sono figlia di un socialista. Cioè, ma ora i fratelli Rossetto ieri di Fiera o Era qua, io abitavo in questa casa stessa. È già moglie. Era la moglie di uno, non era mia, abitavo a Lanzago. E si chiama Teresa? Fantin. Teresa, non era, abitavo a Lanzago e l'ho sposata questo Rossetto, insomma. Di nome? Perché ancora dimmi i nomi di questi 4 fratelli. Dunque, Antonio. Uno è Antonio, e era da che classe? Del 93. Un altro? Pompilio. Del Pompilio. 96. Gigi, che chiamava Sante, insomma no, del 98, e Dante, il più giovane, del 1903, come sottoscritta. E era sposato Dante ora? No, io ho sposato Sante, col papà di loro, Che si chiamava? che si chiamava Giovanni Rossetto. Del soprannome? Il soprannome Busarona. Busarona. Nane Busarona. Nane Busarona. Ma detto Nane Busarona. Ma noi i fioi sui, anche i fioi sui, eri Busarona. No. Solo Rossetto. Solo Rossetto. Questo soprannome è era morto del papà. con la morte del papà. E il papà faceva il pilota. Quindi dunque, era un esperto della navigazione. Era esperto, però in quei tempi non era nemmeno una bicicletta, si immagina. Nemmeno una bicicletta, in quanto che la moglie, che era mia suocera, una creatura intelligentissima, e non sapeva né leggere né scrivere, ma aveva un'intelligenza, e addormiva così sulla tastiera del letto per aspettare a mezzanotte, perché a mezzanotte doveva chiamarlo, perché doveva portarsi ai piedi ai Porti Grandi. A piedi? A piedi. Dopo non aveva il barcone, lo guidava e la risalita del balcone lungo il Sile. Il pilota l'aveva fatto il padre e il figlio, il primo, Antonio. L'ha fatto il pilota, era un bravo pilota anche quello. E gli altri invece non è vero, e gli ha fatto i scaricatori, che era i barconi che veniva qua. Il Forte Macalè? No, al mulino Purina. Ma che si chiamava come all'epoca? Mulino Cereali? Sì, ai cereali là. E era un silo e che tirava su, ma però in primi tempi caricava i sacchi e dopo con una passerella li portava dentro, no? Ma io dovevo portarli anche ai piani superiori, i sacchi. A spae. E tutti e 3 che altri fratelli faceva i scaricatori, facchini praticamente. E qua, località qua davanti? E la qualità qua davanti, qua veniva sui barconi anche qua. E come si chiama questo posto qua di Fiera? Come si chiama? Dunque, via Alzaia. Fiera, insomma. Fiera, via Alzaia. E insomma, sti tosati, e dove avete trovato, diciamo, questa passione per il socialismo, per il comunismo? Perché era già suo papà, prima? Dunque, il papà, che era quasi un semi-analfabeto, perché era da Meolo, gli avevano da fare il militare. E voleva che si pagasse il viaggio. E no, non entrava il viaggio. Se lui che va a fare il militare, pagano l'altro. Perché i carabinieri, io faccio fare, gioco forse per portarlo in prigione. E io invece fai i carabinieri, io abitavo dentro sul muro. Ora, sto uomo gli diceva ai fioi, non far mai quello che ti suggerissi i paroni. Anche per esempio se dovessi andare a votare, non fare quello che ti dice i paroni, perché i paroni gli sono nemici. È stato il padre praticamente... Ecco, non so, questa forma rudimentale, capito, ideologica, ha influito su questi ragazzi, insomma, che non era di stupidi, insomma, questi ragazzi. E questa famiglia sta al fulcro di Fiera per l'espandersi dell'antifascismo. Ecco questo. E praticamente si vuol dire che il nucleo sia saltato fuori da Rossetto, insomma. È proprio da sta famiglia. E dopo, durante il fascismo, che sempre buono, io dicevo ogni volta, come che mi diceva all'inizio, che veniva qualche manifestazione, perché non era del 1926, con la legge eccezionale, poi io ristai mandai al confino. Tutti e 4? Tutti e 2. L'altro, tutti e 2, cioè... Se non stava un po' riuscito il più piccolo, visto Bersagliati, che a sorte se stava un po' riuscito e in Francia, e visse in Francia. Che piccolo si chiama, non mi ricordo più, Piero. Dante, scusa, quello del 1903. Dante in Francia. Francia dove, per curiosità, che paese? Almeno che sappia me l'ultima era a Lione. A Lione. E anche se è morto là dopo la guerra, ovviamente. Sì, già partecipa anche alla guerra di Spagna. Dante. Contro Franco, no? Brigate internazionali. Sì, brigate internazionali.
sì. E dopo è morto in che anno? E dopo, Mario non mi ricordo Beh, non proprio importa. l'anno, guarda, è morto una tardi anche abbastanza giovane, 57 anni, del 60 arriva circa a 60. 57 anni. Ecco, e che altri due fratelli invece sono stati messi al confino? Chi eri? I due? Il confino Sante e Giovanni. Sante Giovanni, dove? A Tremiti prima, Tremiti, dove quel tempo a Tremiti che era soltanto che il castello, che era abitanti, e ne era pochissimi, e dopo uno glielo mandò a Ustica, già divisi questi due fratelli. Prima gennaio a Tremiti, Tutti e due insieme. dopo, sì, tutti e due insieme, dopo uno glielo mandò a Ustica e uno a Lipari. Si ricorda chi che mandava a Ustica, chi a Lipari? Sante a Ustica e Giovanni a Lipari. Dopo gli ho fatto domanda di unirsi questi due fratelli e ora gli ha concesso che Ieri già sposai? sì, Ieri era già... altro che. E come faceva in quel periodo là? Sei andata giù anche io? Sei stata qua? Mi succede, non è vero che vieni e fammi, là mi chiedeva il mio lavoro, sai, perché gli ho chiesto tante volte che gli togliesse a tessera di Fassini e non l'ho mai uccidere. E questo va a contribuire per la sottoscritta a diventare più comunista di lui. Pochi che stati che durante quel periodo non hanno tolto la tessera. Neanche i miei bambini non mai su iscriverli o piccoli italiani o dove esistono iscritti. Mi ha detto che mi passa anche i libri che io non ho bisogno, estremamente bisogno. E quanti fiori che avevi? Mi avevo, in quel tempo ne avevo 3, adesso ne avevo 5. Hai avuto problemi? Ora dopo stesso fiori? Certamente che no, i fiori gli avevo problemi. Certamente gli rassegnai, non gli davano né a merendina, niente. E i compagni cosa dicevi? I compagni anche da classe? E cosa che gli era? Che gli erano tutti poveri di compagni. Che gli erano tutti poveri di compagni. Mi si andava a lavorare, poi in una stanza mettevano un fianchino di farina la sera, un po' di formaggio. Dove sei andata a lavorare? Dove l'hai trovato? Che ho trovato le strasse. Cioè? Allora, non è che mi ha tolto il fiore, Sì, qualcosa. alla Cernita, Era una ditta qua, da Saterini, da Saterini, sì. E così. lei tira avanti, insomma. Non se mi è morti neanche uno. Io l'ho fatto mandare ai confini, adesso te la mandare ai confini. Se te ne senti già mi lo dico, ti andai in questura e ho detto che non sono in condizione di mangiare, perché era venuto fuori una disposizione, non legge, ma una disposizione che proprio chi che era in condizioni da avere da mangiare gli passava una tanto, diremo così, una tanto. E allora non mi sono persa d'animo, no? Sono andata in questura e gli ho detto che non sono in grado di mantenere questi fiori, no. E ora dice, manderò i carabinieri a vedere a casa sua, mi fa. I carabinieri, passa il tempo, non sento nessuna risposta, torno in questura, torno dal stesso commissario e dico, e allora, ma i carabinieri mi hanno risposto che lei non ha bisogno. Ma vero, lo dico. Allora vuol dire che sono dei bugiardi, i carabinieri, o che non si sono interessati di prendere notizie. Come osa a diffamare l'arma dei carabinieri? Eh sì, se hanno detto così, sono dei bugiardi. E se lei crede ai carabinieri, se li crede che non so neanche se l'abbiano detto, mandami uno dei suoi, di questura qui, e mandi. Va bene, uno sa. Boh. E allora mi ho presentato, dopo diversi giorni, e mi sono messa, sentava. Gli era Marasciulo ora, gli era vicequestore. Allora, dice, che cosa vuoi? Era che dico, così. Bene, domani mattina porti una domanda, una lettera, va bene? L'avevo scritta a messa, perché me l'avevo fatta scrivere una maestra. Quel cambio che misericordia, pietà, era cosa avevo detto che mi domanda misericordia, pietà? No, butta via i 3 panni. E ora ne fa sto commissario.
fuori e al commissario poi io. Dice, che hai scritto questa vita? Io. Ma sembra scritto in generale la vita. Era la mia opinione. La giudice come vuole. Dopo 15 giorni mi deriva il sussidio. Siccome che gli era la possibilità di raggiungere i mariti confinati, stava su e via a Valipari. Con Fischeglia. Come era la vita là? Dunque la vita in quel tempo era i condannati comuni, però in quel tempo i condannati comuni non li mandava più, perché quando io sentivo che veniva dei politici a Lipari, la gente dell'uovo va a cominciare a demolire il castello, perché non andava sul castello a dormire, la gente non era, appena chi entrava andava a dormire là. Dopo invece che ha cominciato a fare amicizia con tutti questi confinati politici. Quando andava via un confinato politico, vedi era una cua che andava a accompagnare all'imbarcadero. Addirittura, proprio... Addirittura perché, non è vero, questi confinati politici avevano un comportamento molto civile, no? Molto. All'inizio non li voleva invece. Non li voleva perché aveva l'esperienza dei condannati comuni, no? Di quelli che era roba, no? Immaginarsi che differenza che sia dal politico, c'è un po' Gaimo Bordiga in quel tempo là. Il famoso Bordiga. Bordiga, dopo avevamo tanti intellettuali, tanti deputati comunisti, insomma, no? Tutti il 90% era comunisti, insomma, condannati, là, non è vero, confinati politici, non è vero. Ma e come vivevi ora? Dunque... come mangiare? E ora, gli davamo a setta 10 lire al giorno. Ah, che dava qualcosa? Sì, gli dava 10 lire al giorno. E con questo si destreggiava, sa far mangiare. Dopo, a questi confinati politici, non è vero, i signorotti dell'uovo, che chiamiamo così, visto che tanti sapeva fare dei mestieri, non è vero, i zendai, le cognate sapeva fare il falegname, le marine facevano un altro mestiere, che non è vero, aggiunti ai 10 franchi, ai 10 lire di massetta, sbarcavano un'aria, no? Ecco. E fino a che anno si stati là confinati? Dunque, del 26 mi sono venuto a casa del 29 del 30, 29 del 3-4 anni. E il Mario? Il Mario, sta attento. Allora il Mario doveva stare 5-6 anni, no, perché era scominciando all'investura, io non mi ho mai perso d'anni. Perché, anche se ben che non venivamo da mangiare, il problema politico era incipito in me stessa, insomma, non è vero, era la linfa di tutto. Faceva parte della sua vita? Sì, faceva parte proprio della mia vita. Io sono andata in questura per fargli la curta, e se eravamo arrivati un altro bel sussidio. E scrivete come dovevi, non mi avevo fatto più scrivere a nessuno. La maestra? No. Allora così, per cui sta... E dopo quanto sei tornai? Ora Dunque quest'ore che ha visto anche le condizioni, sa, perché a me non mi presentavo con parolacce, non mi presentavo come che dovevo presentarmi, non è vero. E ho dato un conto anche di questo comportamento. E ora dopo ha fatto tanto che questo si è impegnato a fare venire a casa. Nel 1931 è venuto in casa. 5 anni. 5 anni. E qua dopo hai ripreso a lavorare? Dopo ha ripreso a lavorare sempre come scaricatori, come facchini, diciamo così, dopo non gli mancava lavoro e ora si è fatto un batteo. Ci si è fatto ore di 2 batteri, andava a pescare, andavamo a vendere il pesce e così, non è vero, volevano tirare. Dove andavi a pescare? Dunque lungo il Sile e dopo all'Arito in fondo, e insomma, poi era una vita magra, ma insomma non siamo morti, no? Ora. E perché ho visto appunto anche nel 28 un articolo di un giornale una volta che qua a Fiera era pescare un comunista, che arrivava un comunista da Modena, da non so dove, per dire, cioè era sempre un movimento, oltre ai fratelli Rossetto, diciamo che era anche altro, che era una sezione, che era qualcosa che continuava, vuoi dire, o no? Bene, non è vero,
quei fratelli io che ha fatto largo dopo, non è vero. E anche i più giovani venivano a iscriversi al partito, no, iscriversi al partito, e mi si sentiva comunisti anche loro, non è vero. Ma avevo proprio a tessera. Ma pensa che a mia prima tessera del 1924, sì, perché quando che sono andata a lavorare ho condotto una battaglia nel lavoro per le 8 ore. Sui strassi? Sì. Eri in pochi che lavoravi? Ero in pochi, sì, ero molto in noi, 8 ore, insomma. E non aveva paura di essere licenziata? Quando che arrivava la mattina ero in Elisea, ma lui mi voleva bene anche a male, perché mio 3 sorelle, no, altre lavorare, e erano tutte brave da lavorare. Ed era come una gente, ma insomma, bisogna anche che 8 ore, beh, io sono impegnata queste 8 ore. E ogni mattina che arrivava, mi diceva, è arrivato Livorno! La sessione di Livorno del Partito Comunista, no, del 1921. Ah. Che si chiamava come i Paroni, che non mi ricordo. Zatterini. A Noir sono in Braga, con altri ragazzi, e che va fuori il maresciallo della fiera e c'appa un fiol mio. Cioè, chi sei tu? Poro c'è il mio fratello mio, no? Chi sei tu? Rossetto? Ah, ti si vede della faccia. Cosa c'è? Mi raccontarmi fuori, perché era sensibilissimo sto ragazzo, perché ha 61 anni adesso. A mi raccontarmi. Come che gli era vestita? Sondai. Cosa vuole? Voglio parlare col maresciallo. Non si può. Devo parlare col maresciallo, mi scusi, mi faccia introdurre che devo parlare col maresciallo. Insomma, non ci stio finché sono andata a parlare, no? Così. E gli ho detto, mi scusi, sono la mamma di Vladimiro Rossetto che lei ha segnato. Sì, dice. E dice, l'abbiamo trovato con le mutandine, si pensi lei. Perché? Dico, andare a fare il bagno vestito. Allora, voglio sapere che segni particolari a mio figlio che gli si vede in faccia. Io non ho detto niente, ma ha coraggio anche di dire delle bugie, non si vergogna. Aveva paura di niente. No, quando hai ragione non hai paura di niente. E pensa che il proprietario di questa casa gli diceva che era fascista. Bene, e se è venuto a trovarmi poveretto, uomo, che era camarotto, da Santa Lucia di Piave, e che aveva una bottega di stoffe. E mi ha trovato d'inverno, senza fuoco, senza niente. E gente via per 10 mesi non ha voluto l'affitto. Pensa, ma posso dire male per l'uomo, era stato fascista, poveretto, persino, non so. Insomma, lui era al confine? Era al confine, sì, era al confine. E dice, se che a pora gente soffre, penso che lo abbia detto, e credo che lo abbia detto, se che a pora gente soffre per colpa del fascismo, e perché mi sono iscritto magari per forza, e io non ho parlato, ed erano 4 famiglie in 4 rovi. Beh, insomma, andavo su gli schemi dell'affitto. Dopo, bisogna che io questa qua. Dopo, non è vero, e dice, mica a casa vendono, non ho nessun interesse a tenerla qua e là. E va a comprare valdi. Cosa a comprare? Dove era sempre schegno, non era niente. Che possa comprare? Aspetta 2 anni. Pensa che questa casa l'aveva stata 250.000 lire. Tutto compreso, Sapora, tutto compreso, 250. Se tanti anni che si dentro va più essere dati all'altro. E questa era una signora che aveva offerto allora 2 milioni. Ma vuoi che non ringrazia sto uomo qua? Il camarotto come si chiamava? Antonio. Antonio, aveva negozio in... Santa Lucia dei Piave.